Siamo al Marco Polo di Vittorio Veneto per il Vittorio Veneto Calcio, siamo con il DS Faoro, intanto buona giornata e ben trovato. Grazie e ben trovati anche a voi. Allora, cominciamo prima dall'uomo Faoro, come è venuta e come è nata l'idea di trasferirsi da Cavarzano, dove avete fatto benissimo, qui a Vittorio Veneto? Durante la primavera abbiamo avuto dei contatti con la società, io conosco peraltro da molti anni il mister Gallonetto che è prima da giocatore e poi da allenatore, l'ho sempre stimato molto e prima o poi ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui. Sentivo che l'esperienza a Cavarzano fosse un'esperienza nella quale io personalmente avevo dato tutto quello che potevamo dare e qui c'era invece tanta voglia di ricominciare, ripartire dopo un'annata in cui le cose non hanno funzionato e ho pensato che sarebbe stata una buona occasione e ho colto la palla al balzo. Mi è piaciuto molto fin da subito l'approccio avuto con la società, col presidente Tonon, ma anche con tutte le altre persone che fanno parte della società, che è una società molto organizzata e che ha uno sguardo proteso al futuro, consapevole del momento, della situazione, ma con tanta voglia di fare bene, di programmare e con una struttura solida alle spalle. Insomma, quindi queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a cambiare e a sposare questo progetto. Gallonetto tra l'altro è un diciamo vittoriese, insomma, perché insomma, si può dire così, avete fatto una bella squadra e quindi i propositi ci sono tutti. Sì, i propositi ci sono tutti, il primo proposito è quello di essere umili e consapevoli. Come hai detto giustamente te, se partiamo dal principio che Vittorio Veneto non merita questa piazza, siamo un po' d'accordo, un po' no, nel senso qui siamo e qui bisogna impegnarsi al massimo perché oggi sono usciti anche i gironi, comunque ci sono squadre agguerrite, ci sono squadre esperte, il campionato sarà duro e chi pensa che solo perché ci chiamiamo Vittorio Veneto, perché abbiamo una struttura e una realtà solida alle spalle, questo sia sufficiente per tornare su dopo un anno, ecco, si sbaglia, insomma, nel senso che sarà sicuramente un'annata molto dura, i presupposti ci sono, ma sarà un campionato molto impegnativo e come sempre parte in 16 e vince una. Con l'aiuto e con i consigli di Gallonetto, che squadra hai allestito? Un paio di senatori, però tanta gente giovane. Ci siamo trovati sicuramente a dover cambiare molti giocatori rispetto all'anno scorso, sia perché le logiche e le dinamiche della promozione sono diverse da quelle dell'eccellenza. Qui c'erano comunque l'anno scorso diversi giocatori che avevano strada da fare, che in eccellenza magari sei più propenso a farla, in promozione meno, e al tempo stesso se le cose non hanno funzionato la colpa è sempre di tutti, quindi anche dei giocatori fondamentalmente. Sono rimasti in pochi perché è rimasto Slongo, è rimasto Polese, che diciamo, è stata la prima riconferma, è un giocatore molto forte su cui noi crediamo molto, io l'ho seguito negli ultimi anni, è un giocatore che ha delle potenzialità e che sicuramente l'ultimo anno un po' come tutti è un po' mancato, anche perché forse gli sono state addossate delle responsabilità che in quel momento lui non era neanche giusto addossargli, no? Si dice cantare e portare la croce insieme. Qualche giovane è rimasto, anzi i giovani li abbiamo presi dal settore giovanile del Vittorio, a parte un paio di eccezioni, ma insomma è un settore giovanile che ha tutte le giovanili elite e quindi non c'è motivo di pensare che i nostri giovani non saranno all'altezza, e poi abbiamo deciso di prendere giocatori che fossero funzionali. Da Anselmi, che ha voluto venire qui, lui è di Vittorio, per cui anche lui sente sua questa piazza, ma anche altri giocatori importanti come Nobile, come Saita, come Pozzebon, ma non voglio dimenticare nessuno, anche Asso in mezzo al campo, lui è partito da Vittorio Veneto tanti anni fa, ma lo stesso Martorell, anche Patrick Rorato ha voluto venire qui, abbiamo preso Nicolò Grava che ha fatto un ottimo anno alla Cisonese, che anche lui ha voglia di mettersi in mostra, abbiamo preso Giulio Rigatto, abbiamo preso Pippo da Rosso, insomma abbiamo cercato di prendere giocatori che fossero funzionali e che avessero voglia di emergere in questo contesto, quindi non solo nomi ma anche persone, ecco.